Poi non puoi dire le tue solite cose come fai ai barbari eleganti normali. No! Questo è i barbari eleganti Ho light. Cioè, tipo come c'è la okay, Coca-Cola light, Ma i Scogna, barbari eleganti un tuo light. parere va sincero su... bene, allora dimmi. No, volevo chiederti a proposito, perché tanto so già dove vuoi andare a parare, però cerco di Chissà. deviarla, no? In calcio d'angolo, capito? Certo. Un tuo parere sincero su quello che è successo a Lollobrigida, sul caso Del del fatto che treno, abbia fatto Allora, fermare del un treno per poter Frecciarossa. scendere a Ciampino per poi andare a stiamo Caivano. stiamo parlando, poi vi argomento tutte le varie definizioni che vado a dire. Stiamo parlando di un ritardato. No, 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 il treno no, è in del ritardo, il il treno treno era è in in ritardo, ritardo, il era già in treno, il ritardo di treno. 40 minuti. Fascista, No, è è che Mettevo una il treno che volta, non era una volta in epoca in fascista, epoca arrivava in fascista orario, arriva sempre in adesso orario, invece era adesso in invece... ritardo. Esatto, esatto. era comandato. E vabbè, questo sì. Vabbè, Questo sì. il treno è comandato, Questo penso che giustamente. lo possiamo dire. No, no, Però devo dire che la Lilla Milano è la metro senza... Lilla. No, è La comandata, ma metro non Lilla, però direttamente perché non c'è il è vero, conducente a ed è bordo, ottimo no? per quando ci sono gli scioperi, perché Assolutamente, almeno per assolutamente questo sì. io dico, io sono assolutamente favorevole alla sostituzione dei lavoratori con le macchine, perché i lavoratori Vabbè, a seconda scioperano, dei le casi macchine adesso, no. non No, Beh, tutti i ovviamente guarda che sto lavoratori. la Lilla estremizzando, sto comunque è estremizzando, gestita da un però umano, in quindi non Italia ha molto forse. senso. Che dici, Scogna? Che No, ti... stavo dicendo, allora, va bene, ritardato non va bene, diciamo una persona molto stupida, sì. perché uno, Non ragionevole. esatto, se ti viene in mente di fermare un treno in una fermata che in realtà non è programmata, sei un idiota, uno. Due, Beh, ma è il sono ministro, dai. idiote, è un ministro idiota, vabbè, ci Il sta. ministro Ci sono dell'agricoltura. anche È come dice importante. Milei, afuera, a cosa serve il ministro dell'agricoltura? Non serve un cazzo! No, 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 serve, ma serve. certo che serve. L'Italia ha un È un settore agroalimentare molto ma importante. Serve, è serve. un personaggio che ha il soldo di quell'associazione No, mafiosa che No, 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 no. no, Ok, ma non è no, no, vero, no, no, ma no. non è vero. Basta, basta. Ma non è vero. No, no, la no. Coldiretti non Ovviamente, fa Basta. ovviamente, Ovviamente ci dissociamo ovviamente, e no, no, ringraziamo la assolutamente redazione di non è Radio vero. Libertà per non averci Anzi, cancellato del tutto ancora il anzi, la programma. anzi, la Coldiretti! No, Coldiretti anzi, viva la è una grande Coldiretti. Bah, non lo associazione, so. è una grande Bah, su questo non lo associazione so. che raccoglie tanti agricoltori e che Certo, finalmente ha un governo che ascolta le istanze degli certo, agricoltori, no? certo. All'epoca mi ricordo anche col governo giallo-verde noi esprimevamo come la Lega esprimeva il ministro dell'agricoltura, che comunque aveva Un portato grande dei centinaio. buoni risultati per quanto riguarda il settore agricolo e soprattutto la difesa, la tutela del Made in Italy. Benissimo. E ora direi che facciamo un piccolo break, andiamo con la prima canzone, l'ultimo pezzaccio di Morgan, Sì certo l'amore.
Rieccoci. Dopo questo pezzaccio di Morgan, Pezzaccio di sì Morgan. certo l'amore, che vede il suo ritorno nonostante sia stato vergognosamente espulso dalla giuria di X Factor, questo bel pezzaccio che anticipa il suo nuovo album che uscirà il mese prossimo, scritto con i testi di Pasquale Panella, che tu Gaz sei Assolutamente ignorante, non conosco. sai chi Sì, sia sì, e sì. probabilmente non conosce Io, neanche il buon io sono Scognamiglio. Team Bugo. Team Gli stai Bugo. facendo una marchetta, ti ha pagato. No, Sì, non sto sì. facendo Ma nessuna vedi che bella marchetta. Ma io non lo giacchetta so, ti che fa una ha marchetta. Ma è la Marco? stessa dell'anno Secondo me gli ha scorso. regalato Sarò venuto Morgan. 10 volte in radio con sta giacca in questo anno di Ma trasmissione. io non ricordo. Niente, vabbè, abbiamo Niente, perso Scogna. Scogna ormai si è Veramente. perso. Scogna, giustamente, perché non si usa il No, telefono no, alla ci sono, guida. ci sono. Ah, c'è, Ah, esiste. quindi No, stavo usa dicendo, il telefono alla guida. qualcuno è colluso con i tassisti, mentre Rubeo è colluso con Morgan. Ma No, stai usando il telefono alla guida, Scogna? assolutamente. Non sono colluso con i tassisti, anzi, non sono colluso con Morgan e tantomeno con i tassisti. E anzi, afuera. Per citare Milei. E no, ma va, io apprezzo Morgan come artista, l'ho visto anche in concerto con i Blue Vertigo, che voi due ignoranti non sapete neanche chi siano, chi erano, chi fossero, chi saranno, vabbè. Abbiamo usato tutto Ne qua. abbiamo usato tutto. Abbiamo Allora, Scogna, ci sei? Scogna non Scogna? c'è. È andato Sì, via. ci sono, Dai, ci sono. dai, cosa ne pensi delle polemiche di questa settimana che sono uscite sui femminicidi, sul femminismo e sul patriarcato? Non ne voglio parlare. No, dai, puoi anche fare un discorso serio, non è che dobbiamo fare i coglioni per forza. No, certo, assolutamente sono d'accordo. Il punto è che qui stiamo parlando di un omicidio. Certo. I familiari hanno reagito nel modo che hanno ritenuto più opportuno, si può essere d'accordo o meno. In che Secondo senso? me è assurdo, è folle andare ad attaccare una persona che ha appena perso una sorella ammazzata. Quindi sono polemiche secondo me inutili. C'è sicuramente da fare un grosso dibattito dietro questo argomento, ma secondo me non è questo il momento per tirar fuori le polemiche. Certo, Tutto qua. certo. Su Poi, questo argomento vorrei dire il meno possibile. No, proprio per questa ragione. Certo, la tua posizione è chiara, certo, se poi magari le polemiche le tirano fuori per primi familiari, con tutto il rispetto, ecco, se poi magari tirano fuori robe che non c'entrano nulla, però chiaramente noi rispettiamo, come abbiamo sempre rispettato davanti alla morte, che sia Berlusconi, Napolitano, Romano Prodi non è morto ancora, e insomma quest'ultimo caso ovviamente ci teniamo anche noi a portare la nostra solidarietà alla famiglia di Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio, e a tutte le ragazze vittime di femminicidio a cui ovviamente va tutta la nostra solidarietà, e diciamo che gli uomini che si comportano in questo modo sono dei piccoli uomini. Poi tutti i dibattiti e tutte le strumentalizzazioni politiche che stanno tirando fuori le varie nazi femministe, comuniste, che addirittura vanno in piazza contro il patriarcato, ma poi vediamo sventolare le bandiere della Palestina, ecco, magari queste cose lasciamole da parte, perché rendere politico, come dice Scogna, un omicidio fresco, un femminicidio fresco ancora, è una cosa veramente sgradevole. Che... Assolutamente. Tra l'altro ieri c'erano le manifestazioni, non una di meno, di questa associazione di femministe, non una di meno, che avevano esposto anche dei cartelli contro il ponte sullo stretto di Messina. Cioè, adesso voi ditemi il senso di scendere in piazza a manifestare contro i femminicidi, che va benissimo, e tirare in ballo Israele e Palestina, il ponte sullo stretto di Messina, il governo fascista, cioè tutte queste cose, il governo fascista, inutili. tra l'altro primo governo nella storia d'Italia guidato da una donna, ovviamente. Esatto, parliamo tutte queste del patriarcato, cose inutili, e poi si va puntualmente ad attaccare le sedi di associazioni pro vita, eccetera. Però senza entrare in quelle polemiche, ecco, cerchiamo di rendere quantomeno serio il dibattito sul femminicidio, che ci vede tutti schierati da una stessa parte alla fine, contro esatto, la violenza dalla parte sulle delle donne, vittime, chiaramente. contro ogni tipo di violenza.
Ecco, e se posso citare il generale Vannacci, che è una persona che ovviamente mi vede lontanissimo molto spesso, tranne quando parla del politicamente corretto, ma per il resto generalmente mi vede lontanissimo dalle sue posizioni, però una cosa ha detto che io mi sento un minimo di condividere, ovvero che le nazi femministe che ovviamente estremizzano mischiando patriarcato, maschilismo e femminicidio, o anche solo il fatto della cultura in generale maschile, lui ha detto la cultura patriarcale ha come riferimento il padre di famiglia, l'uomo forte, invece una persona che uccide la propria fidanzata è sicuramente un uomo debole, quindi ci tenevo a condividere questa cosa. Abbiamo una telefonata. Pronto? Buongiorno, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, pronto? Pronto? Sì. Mi sente? Ah, scusi, mi sente? La Certo. sentiamo benissimo. Chi è, da dove grazie, ci complimenti chiama? per la trasmissione, sono Grazie. Mario. Allora, senta, io praticamente potevo parlare un attimino della propaganda delle manifestazioni che ci sono state negli ultimi giorni? Certo. Ne stavamo appunto parlando. No, guardate, allora, io chiamo da Rieti, però ormai sono un reatino di adozione perché abito qui da 21 anni, quindi però a Roma ci ho vissuto parecchio, quindi allora ci sono anche nato e conosco. Ma Bene. perché i mezzi di comunicazione di massa, a volte anche questa radio, no? Splendida, fantastica, unica, che dovrebbe fare anche della controinformazione, no? Allora si beve le balle un giornale serio anche come il Corriere della Sera, teoricamente serio, va bene, ormai non lo è più da parecchio tempo, vabbè, ci sparano cifre date dagli organizzatori, 500.000 persone. Allora, non so se voi siete mai stati a Roma, il Circo Massimo era un'arena al tempo dell'antica Roma, addirittura conteneva 180.000 persone, è 600-700 metri di lunghezza, va bene, è molto ampio, e 150-200 metri di larghezza. Certo. Allora, 500.000 di persone è l'equivalente di una grande città come Genova. Genova fa 500. Le pare plausibile? Nessuno gli dice, ma scusa, ma invece dire queste a cazzari. Cioè, quindi lei dice che i media stanno ingigantendo i numeri. No, le pare plausibile che Genova stava dentro il Circo Massimo? Ma no, ma certo, ai concerti quando è pieno il Circo Massimo ci stanno 75-80.000 persone, figuriamoci 500.000. Ma però è passata ormai in tutte le TV, è il messaggio che passa, capito? Perché una cazzata ripetuta 100 volte diventa una verità, in 500.000. Ma perché? Ma perché allora non fanno mai vedere le riprese dall'alto? Le fanno vedere sempre dal basso. La settimana scorsa c'è stato un comizio una costante di tutte le manifestazioni, però, Sì, ma tu una volta c'era la questura che ti diceva guardate, non dite cavolate, i numeri sono. La settimana scorsa dicono che c'è stata un'oceanica adunata a Piazza del Popolo. Ora che cosa succede? Che in molti comizi, io lo so perché la conosco, che cosa fanno? Mettono il palco quasi a metà della piazza. Non so se mi spiego. Così 15-20.000 persone al massimo, è un trucchetto. C'è stato 50.000 persone. Ma allora il giornale come il Corriere della Sera, purtroppo stamattina c'è caduto anche il mitico direttore Cainarca, dice forse 1 milione. No, assolutamente, il direttore Cainarca non si tocca. Forse era ironico, no, io ho detto mitico, quindi ho detto forse era ironico. Però non può passare una balla, se no valeva una balla colossale del genere. Certo. Grazie. Il suo discorso è chiarissimo. Grazie. Prego, abbiamo un altro. Pronto? Buonasera. Ecco, io chiamo dal Veneto, Antonello. Splendida terra. Splendida, sì. Senti un po' tutta sta bella piccionaia lì che sta conducendo sta trasmissione. Sì.
perché non approfondite bene il tema, per esempio, sul maltrattamento alle donne, facendo riferimento chiaramente a quella che è la cultura islamica Ah, beh, del certo, certo, nostro paese, certo, dove certo. addirittura le donne, no certo, aspetta, le donne addirittura non possono nemmeno entrare in una moschea. Ora, Assolutamente. perché questo nessuno lo dice? Cioè una donna, da noi la donna va pure in una chiesa ortodossa, cattolica, anglicana, valdese, perché una donna islamica che addirittura porta pure il velo, No, un no, certo, segno ma di per non parlare di sottomissione. tutto quello che succede tra le mura domestiche, lei ha perfettamente ragione. Molto spesso la sinistra, per una certa ipocrisia, tende a schierarsi sempre e comunque dalla parte dei diritti delle donne, però magari quando si parla di come vengono trattate le donne in certi paesi o da una certa cultura, come lei giustamente dice, anche tra le mura domestiche, al di là della moschea, lì ipocritamente Posso però fanno, riportare un fanno finta esempio di niente. concreto a qualche chilometro dal Veneto. A Monfalcone, Sì? in Friuli Venezia Giulia, il nostro sindaco, il sindaco della Lega, Anna Cisint, ha emanato, diciamo, perché poi Monfalcone è la città più, diciamo, tra virgolette, islamizzata Sì? d'Italia, no? Dove quindi le donne anche non vanno neanche a scuola, le bambine non vanno, fra un po' non vanno neanche a scuola, le donne lì non godono di nessun diritto, all'interno della famiglia ovviamente, perché sappiamo che tipo di religione è quella. Bene, lì il sindaco cosa ha deciso? Ha deciso di dire di no ai luoghi di indottrinamento abusivi, che quindi insegnano alle donne a vivere sottomesse. Questo è un esempio concreto di come tanti sindaci, o di come in generale la politica dovrebbe affrontare il problema dell'Islam, che sta diventando sempre più serio nel nostro paese. In altri paesi, penso alla Francia, al Belgio, ci son dei veri e propri ghetti, da dove poi son nati e son cresciuti diversi, terroristi che poi sono andati a lottare con l'ISIS. Certo. Ancora oggi pensiamo al Belgio, come è messo, ci son tanti casi di cronaca nera legati comunque al terrorismo islamico. Ecco, qua in Italia se non ci diamo una mossa, se non ci svegliamo e non facciamo come, nel nostro piccolo chiaramente, come ha fatto il sindaco di Monfalcone, iniziare a reagire a queste cose, ehm, c'è il rischio di finire come in altri paesi europei. Quindi Assolutamente. La ringraziamo e andiamo con la pubblicità. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
E rieccoci dopo, come si chiama questo pezzaccio di Calcutta? Dopo Controtempo di Calcutta. Controtempo Calcutta, Esatto. che era sparito Col per un po' nuovo- di anni, adesso è Col tornato. nuovo album, ecco. Questa fascia oraria ci sta regalando un sacco di telefonate. Prego, ne Prego, abbiamo un'altra, la terza di buon fila. pomeriggio. Prego. Buonasera, sono Buonasera. Abdelaziz El Mukhtar. Ogni tanto telefono, dal mio Buonasera. nome potete intuire la mia provenienza. L'ascoltatore che è intervenuto prima ha ragione, Certo. nel senso che il problema dell'Islam è sottostimato. Allora, lo dico perché conosco il problema purtroppo. Anche solo il riferimento alla moschea che ha fatto non è proprio preciso, perché le donne possono sedersi in fondo, eccetera. Ma il senso qual è? Pensate alla portata ecumenica di una famiglia cristiana col marito accanto alla moglie e ai figli al banco della chiesa. Pensate invece alle donne islamiche che devono stare dietro. Questo dà il senso preciso della partecipazione alla famiglia che viene relegata alla donna, che è un oggetto di fatto, cioè possiamo raccontarcela come vogliamo, ma quella è una società che chiamarla patriarcale fa un'offesa al patriarcato. Però esatto, è questa la vera società Cioè, patriarcale. ma no, ma neanche, perché è una società vessatoria, perché Sì. la società patriarcale è una società dove c'è il padre come figura di riferimento e di protezione di tutti, ivi compresa la donna per prima. Cioè quindi alla fine, però la sinistra, come dite voi, su questa roba glissa come non so cosa. Infatti, e poi questi pensano che glissando di ottenere il consenso da parte degli islamici e degli arabi che sono venuti in Italia a lavorare in modo corretto, in modo onesto. Ma non è vero, perché se vieni a lavorare in Italia e se ti mappi, diciamo così, su una realtà come quella italiana, è evidente che sposi anche i principi, perché uno degli aspetti su cui, diciamo così, un pochino si glissa è che per fortuna la maggior parte dei musulmani sono sostanzialmente agnostici o atei. In buona sostanza non vogliono rotture di scatole, no? E quindi Certo. facilmente, se uno è venuto qua per lavorare deve avere un ambiente corretto dove le regole vengono rispettate, ma soprattutto dove anche la sua famiglia può essere tutelata. A nessuno darebbe in mente. Vabbè, poi nel mio specifico caso mia moglie è una aguzzina, ma va bene così. Ogni tanto vorrei applicare la Sharia, ma quella mi la sa. No. Vabbè, è una battuta per No, Certo. certo. No, comunque niente, è un problema che viene sottostimato e bisogna ripetere che purtroppo la violenza nelle case degli islamici c'è, e c'è dove non ce l'aspettiamo, e vi dico che se uno deve rispettare i dettami del Corano dovrebbe cominciare a scannare la gente in giro. No, beh, certo. No, beh, certo. Per fortuna la maggior parte dei musulmani non ne frega niente di rispettare il Corano. Quindi, tutto qui, grazie mille per la vostra A lei, Grazie mille. a lei. Insomma, argomento... Ragazzi, però io non capisco, cioè, Vai. Dici. capisco. Così poi te ne vai fuori dalle Cosa palle. Così? Così poi te ne vai fuori dalle palle. Esatto. Cosa c'entra l'Islam adesso? Cioè, io sono completamente d'accordo su quello che è stato detto, su quello che è stato proposto a Monfalcone, di qua e di là. Ma cosa c'entra l'Islam adesso? No, però... Ma che siano un problema per la società. Siamo tutti d'accordo, perché quel modo di vivere non è un modo corretto di vivere. No, ma perché è per sottolineare nell'Occidente, grazie a Dio, l'ipocrisia. tutti sono liberi di fare quello che vogliono. Però il problema di questi giorni non è l'Islam. Chiaro, Lo è è chiaro. magari per un'altra Però questione. se si parla tanto di società patriarcale, non dobbiamo nasconderci dove veramente si insidia la società patriarcale, dove ancora in quelle famiglie dove veramente è presente. E lì nella stragrande maggioranza dei casi, almeno da quello che vediamo, da quello che sentiamo, da quello che percepiamo, è presente un sistema, come diceva il signore di prima, non proprio patriarcale, ancora peggio. Quindi vessatorio. Certo, poi che Scogna sia un imam, poi che Scogna, esatto, voglia picchiare sua radio, moglie, anzi l'ha fatto e lo farà ancora, quello purtroppo non ci possiamo fare nulla. Però... No, non dir niente. Ovviamente si scherza. Dai Scogna, adesso ti mandiamo fuori dalle balle, andiamo con qualche notizia un po' più leggera, anche perché l'argomento è troppo serio per essere trattato da due... Occhio a non fermare il treno, Occhio a non fermare il treno, due scugnizi come noi. Esatto. Io ciao per Scogna. fortuna credo di non essere così tanto ritardato, però vi faccio sapere. Va bene, Buona serata. va bene, buona serata. Anche perché se sei in orario non Giusto. può essere ritardato. Bene.
Allora, Ottimo, dai, ottimo. passiamo a qualcosa di un po' più Qualcosa di più leggero. leggero, di più divertente. Cosa è successo all'ex presidente del Brasile Bolsonaro? Allora, praticamente quando ha vinto Milei, tutti hanno detto è il nuovo Trump, è il nuovo Bolsonaro, anche perché appena ha vinto, subito Trump e Bolsonaro gli hanno fatto gli auguri. Esatto, Due esatto. ex presidenti che erano partiti dicendo non vinceranno mai, anche loro hanno vinto. Poi vabbè, la seconda volta entrambi hanno perso, però vabbè, Trump non ha perso, Bolsonaro forse, vabbè, cazzo ce ne frega scusate, mi ho dimenticato la fascia protetta. Allora, Bolsonaro, ex presidente del Brasile, molestò una balena. L'ex presidente del Brasile è finito nel mirino delle forze dell'ordine a causa di un video pubblicato sui social. La pena per reati del genere va da 2 a 5 anni. In pratica, l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è finito nel mirino della polizia federale e del pubblico ministero federale a causa delle presunte molestie arrecate a una balena nella località di São Sebastião, sulla costa di San Paolo, mentre si trovava in sella a una moto d'acqua. Alcuni dettagli su questa vicenda sono stati resi pubblici il 17 novembre all'interno di un bollettino diramato dal pubblico ministero. L'organo di giustizia ha annunciato di aver istituito un'indagine della durata di 1 anno che sarà affidata alla Polizia Federale per far luce sul sospetto reato di molestia internazionale nei confronti di specie di cetacei, che sarebbe verificato dal 17 giugno. Che dire? C'è niente da fare. C'è niente da fare. C'è niente da fare Gaz, che a te... indagare su una Esatto. molestia di una balena di un Esatto. ex presidente. Gaz, ma tu hai mai molestato una balena? Ti è mai capitato? No, sinceramente non me lo sono neanche immaginato in vita mia. Non pensavo Però a nemmeno che quanto si pare in potessero Brasile molestare. hanno certe fantasie e non hanno di meglio da fare. Sono quelle notizie che poi appaiono così certe volte a spot, no? All'improvviso, giusto per riempire qualche pagina di giornale o farla finta di lavorare, far finta di lavorare qualche PM o giudice o altro. No, assolutamente, assolutamente. Che dire, se al signor Bolsonaro piacciono queste cose, chi siamo, come ci vorrebbe Vittorio in questa situazione? Chi siamo noi per giudicare il signor Bolsonaro se ha questi gusti? Se gli piace andare con le moto d'acqua a molestare le balene? Magari balena è inteso anche un'altra cosa. No, non facciamo body shaming, per carità. Si è parlato di patriarcato, non facciamo queste battute scurrili della goliardia. Infatti intendevamo una balena animale. Una balena. Per capire l'assurdità della notizia. Bene, certo, così, certo. Bene così. Allora, noi qua abbiamo trattato molte volte del tema scuole, della mala gestione delle scuole italiane. Possiamo ringraziare il ministro Valditara? Noi sempre ringraziamo il ministro Valditara, perché possiamo dirlo, è l'unico ministro degli ultimi anni che contro una certa mentalità sbagliata delle istituzioni scolastiche ha mostrato di avere i cosiddetti attributi. Siamo in fascia protetta, quindi diciamo così, prima contro l'ANPI che vuole monopolizzare la giornata della memoria il 25 aprile, prima poi contro quelli pro Palestina che come si dice, spargono antisemitismo tra le scuole italiane, poi i professori che recitano Ave Maria e Padre Nostro a ripetizione tutto il giorno. Il ministro Valditara, cavolo, complimenti, perché cioè finalmente qualcuno, poteva essere anche qualcuno non di centrodestra, ma quantomeno una persona presente che andasse ad analizzare le situazioni. Sì, e ora parliamo un po' di cosa è successo a Messina, in quel di Messina. Tu sei mai stato a Messina? Messina no, non tu ho sei mai stato avuto in Bulgaria, infatti dopo io ci sarò questo weekend come avevo annunciato, tu ci sei stato settimana scorsa. Bisognerebbe fare uno speciale sulla Bulgaria. Poi in privato mi racconterai le bellissime chiese che hai visitato, quanto ti sono costate. Sì. A Buzluja, io invito gli ascoltatori ad andare a cercare che cos'è Buzluja, perché è un posto magnifico, abbandonato, ci tengo a precisarlo, però magnifico. Io e il mio amico non andremo a Buzluja, andremo in meravigliose chiese, musei, cattedrali. Messina, la maturità ripetuta, la ragazza che aveva fatto ricorso prende lo stesso voto.
Commissioni diverse, ma voto uguale. Ha ottenuto la stessa valutazione la studentessa del liceo linguistico scientifico Galileo di Spadafora, Messina, che con il suo ricorso ha fatto ripetere l'esame orale di maturità a tutta la sua classe. Le decisioni delle due diverse commissioni d'esame sono sovrapponibili. La studentessa ha superato la maturità con lo stesso voto ottenuto la prima volta. Stress finito per gli studenti della quinta A, che sembrano i protagonisti del film Immaturi. Insomma, Gaz, Allora, io se fossi stato un compagno di classe di questa qua mi sarei incazzato probabilmente non poco. Il fatto di certo, dover rifare la la maturità maturità a ottobre a ottobre, e insomma, poi prendere lo stesso voto di nuovo, non mi magari sarebbe togliendo piaciuto tempo molto. all'università, che magari qualcuno di loro, vabbè, magari a Messina no, però io ne conosco un po' di siciliani che poi sono andati a fare giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano. Magari questi ragazzi volevano andare a Milano a frequentare l'Università E non ce l'hanno Cattolica fatta. e non ce l'hanno fatta O perché magari hanno hanno dovuto dovuto, posticipare, o magari hanno insomma. dovuto posticipare, cosa Alla molto fine si è brutta. verificata una vera e propria ingiustizia. Certo, Quindi per il capriccio per di il una ragazza, capriccio. però posso dire una cosa, secondo me l'hanno fatto apposta di dargli lo stesso voto, Può dai, essere, dai, può essere. il pensiero che l'abbiano fatto apposta un Magari c'era pochino c'è. chiamiamolo così, un accordo precontrattuale. Eh, Per fare un po'. Ma che esame stai studiando? Ma sei in sessione, no? Perché se mi Assolutamente no, citi così assolutamente no. tanto... È la quarta volta che mi citi diritto Era privato giusto così, per dire, no? Cosa Per stai far studiando? capire. Dillo. Giustizia amministrativa, devo dire. Quante volte ti hanno cannato? Per ora una volta, ma la seconda volta non faccio pronostici, quindi speriamo di non finire come Messina, che magari No, poi mi no. fanno rifare Tra l'altro c'è l'esame. un mio compagno che si chiama Messina, quindi Vedi, magari tutto torna. Salutiamo i miei compagni e le mie compagne di università siciliane, fuori sede e prossimamente fuori corso, insieme a fuori sede e fuori corso, insieme a te, a me e a tutti gli altri, perché d'altronde Prima o poi capita a tutti. capita, Prima o poi per capita. chi fa altro nella vita e non studia Esatto. solamente, quindi Certo, se uno ha solo quello da fare non c'è nessun problema, ma se uno deve venire anche qua ai Barbari Eleganti, un assolutamente. impegno settimanale, insomma, è un po' Che difficile fai? poi saper Te ne conciliare privi? università e Barbari Eleganti. È tosta, veramente È tosta. tosta. Non abbiamo i capelli bianchi, abbiamo ancora tutti i capelli. Ma guarda, io ho tutti i Ovviamente. capelli, anzi ne ho tantissimi, li perdo anche tu un po' di meno, insomma. Io inizio già a prenotare i voli in Turchia, perché ho visto Certo. che fanno dei bei trapianti lì, quindi magari prima o poi mi servirà. Assolutamente. E nulla, qua in realtà festeggiamo l'anniversario dei Barbari Eleganti, perché abbiamo iniziato praticamente un anno fa, Un anno fa 30 novembre 2022, io ero al concerto di Max Pezzali, c'erano qui Vittorio il Buon Masone, e adesso 27 novembre 2023 siamo rimasti in due. Siamo partiti. Non si può neanche dire che ci abbiano decimato, perché No, beh, neanche dimezzato, forse sì, dimezzato, però più uno siamo ancora scognamiglio. qua. Siamo ancora come qua. diceva il Vasco, Come noi dice? siamo ancora qua. Io sono ancora qua, noi siamo ancora. Vabbè. Noi siamo ancora qua. E ci resteremo ancora per poco, perché certo. va bene che ci hanno dato questa alternativa, però capite anche voi, cari amici ascoltatori, telespettatori, che i Barbari Eleganti ai giorni e le ore contate. No, non è vero. Non è vero. Noi teniamo duro, assolutamente, come ci ha insegnato il buon Vittorio Ledonne, che noi salutiamo, l'unico che non ha partecipato stasera, potrebbe farci una chiamata mentre i palazzi milanesi, mentre in giro a vendere case a Palazzolo. Esatto, però vabbè, insomma, allora noi vi ringraziamo per averci seguito in questa strana puntata di questo nuovo formato dei Barbari Eleganti, e molto nulla, moderato, vi diamo molto appuntamento moderato. a questo punto sempre lunedì prossimo dalle 17 alle 18. Non ho qui Vittorio per dirlo, ma dai, lo dico con te. Io mi dissocio. Grazie per averci seguito, a settimana prossima, e come sempre viva i piedi. Ora vi lasciamo con i Sabaton, 80 Second All The Way. A settimana prossima.
Avete ascoltato